Sì, sono passati 30 anni e ho l'onore esserci io quest'anno a celebrare questo anniversario della rassegna dei formaggi. Tanti giovani, abbiamo fatto un convegno venerdì mattina e con mia grande soddisfazione ho visto che c'è un ragazzo di 25 anni che ha preso in mano una malga. Questo è da fare onore e tanti giovani dovrebbero prendere anche spunto da questo ragazzo. Un ragazzo che si impegna con tutti i molteplici problemi che possono esserci nella montagna, perché la vita di un malgaro o malghese non è una vita facile, dove le ore non si timbrano ma si comincia al mattino presto e si finisce tardi, quindi è tanto di cappello a questo ragazzo. Problematiche in montagna ce ne sono, soprattutto un problema che abbiamo affrontato nel convegno, il problema dell'acqua. Come Comune di Borso abbiamo avuto la prima esigenza di portare l'acqua in montagna, quindi con l'aiuto anche dell'AVAB, della Protezione Civile, stiamo rifornendo in base alle esigenze la montagna e questo è un fiore all'occhiello anche avere la protezione vicino che fa questo servizio. Problemi sì, ce ne sono, che non deve essere risolto solo dal malghese, ma anche dalla parte politica, dal turista, dall'escursionista, quindi da tutto, un impegno massimo da parte di tutta anche l'amministrazione, i politici, ripeto, e le parti anche più alte che ci diano una mano per risolvere questo problema grave. Ci sono già dei progetti futuri in cantiere per supportare appunto i malghesi in queste problematiche? Ne abbiamo cominciato a parlare proprio poco tempo fa in Unione Montana e proprio abbiamo sviluppato questa problematica venerdì, questo tavolo che è stato proficuo per dare anche qualche risposta logicamente ai malghesi, perché loro vivono qui. Senza di loro la montagna non ha senso. Dall'enogastronomia si può sviluppare anche un turismo che però deve essere sostenibile. Turismo in questa zona ne abbiamo, partendo dal volo libero, dalla ristorazione, dall'escursionismo che sta prendendo atto e anche dallo sport della bicicletta.